30 aprile la cooperativa Ortolani Cofri rinnova il punto vendita di Imola in via Selice, un punto vendita che propone da anni i prodotti a chilometro zero dei suoi associati per la vendita al dettaglio, quindi è possibile per tutti venire ad acquistare prodotti freschi e genuini e soprattutto, Presidente, che vengono dagli associati che sono nei dintorni, quindi è un'esaltazione questa, come dicevamo, del chilometro zero, possiamo dir così? Esatto, questo è il nostro punto vendita ormai storico che oggi vogliamo rinnovare per dare al pubblico di Imola, per cui a tutti quanti i cittadini di Imola e dei dintorni del circondario, un'offerta dei nostri prodotti ancora più articolata, perché aggiungiamo a quella che era la nostra tradizionale ortofrutta anche il vino, alcuni trasformati, l'olio, e offriamo anche i prodotti della filiera, per cui quello che sono un po' il nostro entourage di partner, da Conservitalia a quello che sono i rapporti con i consorzi agrari, del quali mettiamo in vendita la pasta prodotta con il grano prodotto nelle nostre terre, oppure quello che è il parmigiano reggiano e i prodotti tipici del consorzio di Parma, che è il nostro partner in questa impresa. Abbiamo voluto aprire un po' quello che è il nostro ventaglio di offerta, pur mantenendo il collegamento molto stretto con i nostri soci, dei quali chiaramente vogliamo veicolare il prodotto, vogliamo far conoscere meglio il territorio, far conoscere meglio la cooperativa, far conoscere meglio quelle che sono le produzioni tipiche di un territorio eccezionale come quello imolese e del circondario, nel quale la cooperativa gravita ormai da più di 100 anni, perché l'Ortolani nasce nel 1893, poi la fusione con la Cofri nel 1997 ha fatto sì che ci sia una offerta ancora più corposa di prodotti che vanno dagli ortaggi alla frutta di tutti i generi. Noi abbiamo un territorio che insiste dalla collina fino alla pianura, per cui dalle albicocche alle ciliegie, alle pesche, alle pere, alle mele, più che gli ortaggi, come già detto, e in questo punto, appunto, come si diceva, il chilometro zero diventa la caratteristica fondamentale. Cerchiamo di far conoscere un prodotto sano, genuino, che deriva dalle fatiche dei nostri agricoltori, che tutti i giorni sono impegnati nel ricavare un prodotto che sia qualitativamente molto alto e che abbia all'interno tutti i valori delle certificazioni sia sul prodotto che sul lavoro, per cui tutto quello che può essere una garanzia di salubrità del prodotto e una grande ricerca del gusto e di fornire davvero quei sapori ancora buoni, ancora antichi dal nostro prodotto e che qui vogliamo ritrovare e riscoprire. Quanti sono i vostri associati? Sono circa 180 gli associati, appunto dicevo dalla collina, per cui da Castel del Rio fino ad arrivare alla pianura del San Prospero, Mordano, che appunto è un areale di produzione che una volta si contraddistingueva per la produzione eccezionale di fragole. Oggi abbiamo modificato un po' quello che è lo schema produttivo, però tutti i prodotti di eccellenza che sono in questa area e possono essere coltivati qui si ritrovano, per cui i nostri soci sono orgogliosi di poter vedere che la cooperativa sta mettendo in mostra quelli che sono i loro prodotti e chiaramente per quella che è la parte di commercializzazione Italia-estero, la cooperativa chiaramente fa tutto quello che è un lavoro su un prodotto chiaramente dimensionalmente molto più elevato rispetto a quello che possiamo mettere in mostra in questo negozio. Però questo negozio vuole essere una vetrina per i nostri associati nella quale si possono ritrovare, nella quale possono vedere esposti quelli che sono i propri prodotti e soprattutto cercare di far conoscere ancora di più quelle che può essere il risultato del nostro lavoro, che adesso chiaramente riusciamo a valorizzare ancora meglio. Per quanto riguarda la competizione con i colossi del settore, la parola d'ordine può essere efficienza? Sì, la parola d'ordine può e deve essere efficienza. Chiaramente a livello dimensionale siamo chiaramente in un mondo molto competitivo e con aziende dimensionalmente molto più strutturate della nostra, però la nostra è riuscita a inserirsi in un sistema che tende a risolvere questo problema della dimensione. Infatti il sistema nel quale siamo inseriti, che prevede collegamenti con uffici commerciali, con OP di riferimento, con industrie di riferimento, per cui Apoconerpo da una parte, Naturitalia come ufficio commerciale, Conservitalia per quello che riguarda la fase industriale, ma anche il consorzio Gingold per il kiwi giallo, oppure Opera per quello che riguarda la commercializzazione delle pere,
possono collegare questa cooperativa a un sistema molto più allargato, andando ad attribuire quelli che possono essere gli aspetti dimensionali e raggiungere quei mercati che chiaramente da soli faremo più fatica a raggiungere, per cui riusciamo a competere sia perché abbiamo una grande efficienza interna, noi abbiamo uno stabilimento che lavora molti prodotti e riesce comunque a rendere il processo molto fluido, per cui riusciamo ad avere un processo di lavorazione molto efficiente, e appunto questi collegamenti ci permettono di raggiungere quei mercati che da soli chiaramente faremo molta più fatica a raggiungere. Oggi però ci si rivolge in questo caso particolare al pubblico, al dettaglio, quindi c'è anche un discorso di convenienza venire ad acquistare qui direttamente dai produttori alla Cofri. Certo, noi vogliamo abbinare quello che è un discorso di qualità del prodotto, territorialità, stagionalità a un discorso anche chiaramente di convenienza per il pubblico, perché specialmente in questi tempi è fondamentale riuscire ad avere un prezzo che io definisco equilibrato e giusto, che non significa avere dei prezzi che, come purtroppo a volte si ritrovano nella grossa distribuzione, vanno nella logica del sottocosto, che chiaramente non è sostenibile e anche eticamente discutibile, devo dire, ma un prezzo giusto è quel prezzo che fa sì che si possa trovare un prodotto con dentro tutti quei valori che si possono ricercare, che sono chiaramente la qualità del prodotto, la salubrità del prodotto, ma anche tutto quello che riguarda il rispetto delle normative sul territorio, sull'ambiente, sul lavoro. E qui chiaramente il nostro prodotto dà tutte queste garanzie, però chiaramente avendolo in maniera diretta, quindi saltando di passaggi che chiaramente poi portano chiaramente del valore alla filiera, ma chiaramente portano maggiori costi, ecco, noi riusciamo a fornire questo prodotto chiaramente a dei costi che possono essere molto più accettabili per il consumatore. Per questo devo dire che siamo sempre stati molto apprezzati e speriamo di esserlo ancora di più nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Con Graziano Ciaranfi, storico dipendente possiamo dire della cooperativa Ortolani Cofri, con diverse funzioni, che ha terminato come presidente della cooperativa. Lei ha raccontato giustamente in questo periodo che stiamo vivendo di guerra che anche la cooperativa Ortolani Cofri ha conosciuto la guerra, è stata bombardata. La cooperativa ha quasi 130 anni e durante l'ultima guerra fu bombardata e distrutta, completamente distrutta. I soci, per ricostruirla, parte si prestarono a fare i manovali e parte prestarono soldi. E il patto che conclusero con la cooperativa è che la cooperativa avrebbe restituito i soldi solo quando poteva. Quindi potete immaginare che razza di fede, che razza di credere nel proprio messaggio sociale, economico che avevano questa gente. E la cooperativa riprese bene, tant'è che ancora oggi, dopo 130 anni. Ho voluto raccontare questo perché anche oggi ci sono grandi difficoltà. Veniamo da anni difficili, di gelate, di danni enormi all'agricoltura, del Covid, di questa maledetta guerra che c'è in Ucraina. Ecco, però quando si crede, quando si hanno dei principi saldi, quando si ha fiducia di portare avanti un messaggio solidale, i problemi si superano, si sono sempre superati e sicuramente sarete in grado di superarli. Una bella inaugurazione oggi di prodotti del territorio qui alla cooperativa Cofri Ortolani dal 1893, una grande occasione di portare i prodotti della tavola, i prodotti della terra nelle case di tutti, un'occasione anche di continui investimenti che parte da lontano e che supereranno anche quelle che sono le sfide di oggi attuali. Il tema dell'agricoltura è un tema centrale e noi come amministrazione vogliamo essere a disposizione di quello che è il territorio e soprattutto della promozione dei prodotti del territorio.